Buonasera, ben trovati su Telefriuli all'appuntamento con il nostro telegiornale. Da domani dunque si torna in zona gialla, ma il Friuli Venezia Giulia lo fa con alcune limitazioni in più, una zona gialla plus che deriva dai dettami della ordinanza che il governatore Fedriga ha firmato oggi. Sarà in vigore fino al 5 marzo l'ordinanza contingibile e urgente numero 3 del 2021, firmata nel pomeriggio dal presidente regionale Massimiliano Fedriga. Via quindi da domani alla zona gialla in tutta la regione, ma con qualche limitazione in più rispetto al resto d'Italia con lo stesso colore. Infatti nasce in Friuli la cosiddetta zona gialla plus, con divieti aggiuntivi e forti raccomandazioni. In particolare, l'ordinanza pone il divieto di consumare alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e in luoghi in cui siano possibili assembramenti. In più, niente consumazione al banco dei locali dopo le 11 del mattino, momento in cui scatterà l'obbligo di consumare al tavolo sia all'esterno che all'interno dei locali. Resta l'obbligo per i servizi di ristorazione di esporre all'ingresso il cartello con il numero massimo di persone che possono stare all'interno. L'ordinanza poi ribadisce alcune forti raccomandazioni. La prima è prediligere le consegne a domicilio di alimenti e di bevande, di non usare mezzi di trasporto pubblico, salvo che per necessità inattuabili con altri mezzi, di svolgere attività sportiva e motoria solamente in aree non affollate e sempre mantenendo, questo obbligatorio, la distanza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Per il resto saranno validi i limiti imposti dalla zona gialla decisa dal governo. Nessuno spostamento tra regioni che non sia motivato da lavoro o da necessità. Apertura dei locali pubblici dalle 5 alle 18, con dalle 18 alle 22 sempre garantiti asporto e consegna a domicilio. Sono invece consentiti gli spostamenti all'interno dei confini regionali e in caso di visita a parenti e amici resta fissato il limite di 2 persone non conviventi per una volta al giorno. Dunque soddisfazione è stata espressa dal governatore Fedriga sul ritorno in zona gialla, soprattutto un sollievo per le categorie economiche più penalizzate dalle limitazioni precedenti, ma dice Fedriga all'ANSA non deve essere interpretato dai cittadini come un liberi tutti. Si tratta di un'opportunità per le attività che sono rimaste chiuse e di agganciare la normalità, ma proprio a sottolineare che la prudenza deve essere massima, ha aggiunto Fedriga, per non gettare al vento i sacrifici che abbiamo alle spalle e per continuare a preservare le strutture sanitarie da una insostenibile pressione. Da qui anche le limitazioni plus che abbiamo appena sentito, appunto specifiche per la nostra regione. Vediamo i dati di oggi intanto, con 3.462 tamponi molecolari eseguiti, tra i quali sono stati rilevati 310 nuovi contagi e dell'8,9% la percentuale di positività. Sono 929 i test rapidi antigenici realizzati, 86 qui i casi, il 9,2% del totale. Sono 16 decessi registrati, i ricoveri in terapia intensiva sono 60, diminuiscono quelli in altri reparti che ora ammontano a 590. I decessi complessivamente dall'inizio epidemia ammontano a 2.394, sono dall'inizio dell'epidemia risultate positive in Friuli 67.534 persone. Mercoledì scatterà la zona rossa a Tramonti di Sopra, dove successivamente sarà avviato lo screening massivo della popolazione. Lo ha fatto sapere il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardi, dopo averne discusso con il vice sindaco Patrizia Del Zotto e con il prefetto di Pordenone Domenico Lione. Nel comune risultano contagiate 23 persone su 190 residenti, con rapporto di poco superiore al 12%. Dei positivi poi nell'ultima settimana sono 6 quelli ricoverati nelle strutture ospedaliere della regione. È previsto per domani, parlando di vaccini, invece un nuovo incontro tra governo e regioni per fare il punto sul piano vaccini dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia Internazionale del Farmaco del siero AstraZeneca più adatto agli under 55. Una riunione che permetterà, dopo quella di ieri, di aggiungere dettagli al calendario che era già stato varato appunto per le regioni, per la fase vaccinale riservata agli over 80.
La prima a partire sarà il Lazio come regione. Per il Friuli Venezia Giulia il via alla seconda fase è fissato per la seconda metà di febbraio, e questo appunto per quanto riguarda la campagna vaccinale. Andiamo a Buttrio intanto, dove è negativa tutta la giunta comunale che si è sottoposta a tampone dopo la positività del sindaco, e intanto continuano anche i tamponi rapidi nell'alveo che è stato predisposto in paese. 100 i tamponi rapidi effettuati a Buttrio, la maggior parte eseguiti nei 10 drive-in organizzati finora nel parcheggio della Casetta dell'Acqua. Prosegue spedito il lavoro svolto dall'amministrazione comunale assieme ai numerosi volontari per fronteggiare il periodo pandemico, un impegno che sta continuando su vari fronti, in primis con la somministrazione di tamponi rapidi da parte del personale medico, coadiuvato logisticamente dai volontari della Protezione Civile e dal gruppo Alpini. Sono stati consegnati inoltre alcuni saturimetri in comodato d'uso ai nuclei familiari che necessitano di monitoraggio. Anche i gestori di esercizi pubblici a Buttrio e i loro dipendenti, non necessariamente residenti nel comune, potranno accedere al servizio previa prenotazione con la segreteria dell'ambulatorio. Si dà così la possibilità, informa l'assessore Tiziano Venturini, di accelerare notevolmente la verifica delle positività, limitando chiusura dei locali. Migliorano le condizioni di salute del sindaco Leno Bassi, positivo al Covid da una settimana. Il primo cittadino è sempre stato in prima linea come medico e come amministratore tra tamponi drive-in e ambulatorio, visite a domicilio e impegni istituzionali. Gli assessori sono tutti negativi, il secondo tampone è previsto per giovedì. A Moruzzo è stato convocato un consiglio comunale straordinario, molto sentito nei giorni scorsi, per affrontare il tema della carenza dei medici di medicina generale sul territorio delle Friuli Collinari, in particolare in questo comune dove in seguito a un pensionamento il numero dei medici di medicina generale si è ridotto da 2 a un solo medico. E durante il consiglio si è discusso anche dell'ospedale di San Daniele, recentemente trasformato per buona parte in ospedale Covid, con l'intero Consiglio che ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per dare un mandato ampio al sindaco Albina Montagnese e alla sua giunta per far emergere con l'azienda sanitaria e con il distretto i problemi rilevati negli ultimi mesi per quanto riguarda l'assistenza medica di base e appunto l'ospedale vicino. Controlli straordinari per il contenimento della pandemia da Covid-19 ieri in provincia di Udine, con 800 persone che sono state identificate e 200 locali controllati. Tra questi 6 sono risultati non in regola e sono scattate sanzioni e chiusure. 36 i clienti che sono stati trovati nei pressi o all'interno dei locali intenti a consumare. Il commissario di Polizia di Cividale intanto ha fatro un nuovo controllo a Nimis, che aveva aderito già il 15 gennaio scorso alla protesta di disobbedienza civile Io apro 1501, locale trovato aperto con clientela all'interno. È stato ritrovato questa mattina dalla polizia slovena il pensionato triestino di 80 anni che si era allontanato ieri sera dalla casa di riposo Hotel Fernetti di cui era ospite. L'anziano, in lieve stato di ipotermia dopo una nottata all'addiaccio, è stato portato immediatamente a Cattinara per accertamenti. Alla denuncia della sua scomparsa era scattato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, quindi ricerche che avevano visto impegnato i vigili del fuoco di Trieste e quelli del comando di Gorizia. Cade con gli sci e resta ferita al bacino. È successo nella tarda mattinata di oggi a Sauris di Sopra, una minorenne che ha riportato appunto un trauma al bacino mentre si stava allenando con i compagni che hanno dato l'allarme. La bambina di Trieste è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Tolmezzo. Vediamo ora queste immagini che ci portano a Sappada, dove ha preso ufficialmente il via il carnevale. Nessuna manifestazione in realtà a causa delle restrizioni Covid, ma delle spontanee e isolate iniziative nel rispetto delle restrizioni della cultura tradizionale sappadina. Il virus del Covid è stato messo in gabbia in segno di buon auspicio e dunque un momento di serenità in questo momento così difficile. Chiudiamo con lo sport e con la prima vittoria del 2021 per l'Udinese, che in trasferta oggi all'ora di pranzo ha battuto lo Spezia con un rigore trasformato da De Paul, che poi si è fatto espellere per somma di ammonizioni. Anche lo Spezia è chiuso in 10, complice l'espulsione di Saponara. Sentiamo Gotti.
È una vittoria che è arrivata con uno spirito, se si può dire di umiltà, che dà seguito alle prestazioni fatte con l'Atalanta, con l'Inter, e siamo venuti qui con lo stesso spirito, con la grande compattezza, con la voglia di concedere poco. E poi, andati in vantaggio, c'è stata questa doppia munizione che ha un po' complicato le cose, anche se la sofferenza è stata più percepita che reale. Insomma, poi alla fine i ragazzi, devo dire, sono stati molto bravi, molto ordinati, non hanno mai perso la testa e le misure. In questa fase ascendente del campionato che è passata, ci sono state tante situazioni dove mi sembrava impossibile perdere il risultato, invece in qualche modo sono successe tante cose che non sono andate nella direzione giusta, anche molto diverse tra loro. Mi piace che con l'inizio di questo girone di ritorno siamo partiti con il piede giusto. Qualcosa di sicuro dovremo modificare, poi ovviamente le esigenze specifiche delle partite, delle singole partite e anche all'interno delle partite possono suggerire delle soluzioni diverse. Faccio a Kevin, che è stato con noi tanto tempo, per noi è stato un giocatore molto importante, faccio a Kevin un grande augurio della miglior fortuna che insomma si merita. E Llorente è entrato nello spogliatoio dalla porta principale con un atteggiamento molto bello. È tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata.